Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Voto di scambio, Castiglione risponde e si difende davanti al GIP. Io estraneo alle accuse, il suo legale annuncia ricorso al riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Vittima dei nonni. Per i giudici di appello le lesioni alle mani, all'avampiede e al polpaccio di Emanuele Sceri, il parasiracusano ucciso alla caserma Gamerra di Pisa, furono causate da terzi e non dalla caduta. Reddito di povertà in Sicilia, ieri il via alle domande, boom di richieste in poche ore per il sussidio una tantum alle famiglie. Etna, tra alti e bassi, prosegue l'attività eruttiva che ha portato migliaia di turisti a visitare il vulcano, ma gli esperti avvertono così è pericoloso regolare l'attività dell'aeroporto di Catania. Siracusa punta a incentivare la corretta raccolta differenziata. Il comune è pronto ad avviare una fase sperimentale della tariffazione puntuale della Tari che inizialmente coinvolgerà 1 migliaio di famiglie. Calcio, il pareggio di Altamura alimenta tensioni in casa Catania sul fronte societario per il Messina. AA di Invest conferma di volere portare avanti gli impegni presi. Ancora ben trovati, ha rigettato ogni accusa contestata, proclamandosi estraneo a ipotesi di voto di scambio politico-mafioso. Si è difeso davanti al GIP Anna Maria Cristaldi il deputato regionale Giuseppe Castiglione dell'MPA, arrestato ieri dai carabinieri del ROS nell'ambito dell'inchiesta Mercurio della DDA Etnea sulla famiglia Santa Paola Ercolano di Cosa Nostra. Manlio Viola. Ha risposto punto per punto alle domande del GIP il deputato Giuseppe Castiglione, arrestato ieri nell'ambito dell'operazione Mercurio perché è accusato di aver stretto un patto elettorale con la mafia. Un interrogatorio durato circa un'ora, durante il quale Castiglione ha negato qualsiasi addebito, ma ha confermato di conoscere Domenico Colombo, Giuseppe Coco e Rosario Bucolo, tutti e tre indagati in questa inchiesta come lui e tutti ritenuti vicini o addirittura organici alle cosche. Rapporti dei quali però Castiglione dice di non aver mai avuto conoscenza. Su loro segnalazione non ha mai chiesto nulla di illecito, ma soltanto piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a livello cittadino. Sulla delibera del Consiglio Comunale di Catania riguardante il regolamento del cimitero, il deputato ha raccontato di averla portata d'urgenza in aula sol perché si rischiava di perdere un finanziamento da 1 milione di euro. Ma quella delibera, proposta dalla Giunta Comunale di allora, non è stata toccata ma approvata così com'era, sostiene Castiglione. Proprio su questo i 5 Stelle, Ciancio e Bonaccorsi, chiedono adesso al Consiglio Comunale di Catania di accendere i riflettori. Intanto la Commissione Antimafia ha avviato le procedure per la decadenza del deputato dal suo incarico proprio in antimafia e il presidente Caracolisci annuncia la presenza dell'organismo a Catania nei prossimi giorni. Ho concordato col prefetto qualche giorno fa, prima che succedesse, almeno si avesse notizia del fatto di cronaca, che proprio a Catania faremo il 13 marzo l'incontro con le forze dell'ordine, con i magistrati, ma anche con i sindaci. Ed è questa la caratteristica con la quale questa commissione sta cercando di svolgere una funzione di tenere i fari accesi e chiamare a una responsabilità supplementare le classi dirigenti che governano i territori. L'avvocato di Castiglione, Salvo Pace, al termine dell'interrogatorio ha comunque annunciato che presenterà ricorso al Tribunale del riesame per chiedere la scarcerazione del deputato. Nelle motivazioni della sentenza di secondo grado per la morte di Emanuele Sceri, il parasiracusano, emergono le frasi dei 2 ex caporali condannati per l'omicidio appunto del giovane. Sul corpo evidenti segni di nonnismo e ferite non compatibili con la caduta. Francesco Aloi. Stavolta hai esagerato, è una delle frasi che secondo un testimone Luigi Zabara dice ad Alessandro Panella. I 2 sono stati condannati anche in secondo grado per la morte di Emanuele Sceri, il parasiracusano ucciso nella caserma Gamerra di Pisa. Era l'agosto del 99 quando il 26enne fu trovato esanime ai piedi di una torre dismessa. Inizialmente si parlò di suicidio, ma come confermano i giudici, anche nelle motivazioni della sentenza di secondo grado si trattò di nonnismo. Anche alla luce di quello che viene illustrato appunto nelle motivazioni della sentenza emessa in secondo grado, risulta indiscussa la credibilità del testimone.
La maglietta di Sherry era sollevata, modus operandi tipico dei nonni, che poi prendevano a pugni la recluta costringendola alle flessioni. Per la Corte d'Appello di Firenze, le lesioni alle mani, all'avampiede e al polpaccio sul cadavere del parà non sono compatibili con la caduta. Secondo i giudici fu Panella ad inseguire e raggiungere Sherry fino a farlo scivolare dalla scala, facendolo precipitare e morire. 22 gli anni di carcere che dovrà scontare Panella. 9 anni, 9 mesi e 10 giorni invece quelli per Zabara. I carabinieri di Termini Imerese hanno arrestato un 35enne già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di tentato omicidio, porto illegale di arma da fuoco clandestina ed evasione. Il provvedimento scaturisce da un'attività investigativa legata a una vicenda dello scorso settembre a Trabia, quando un uomo aveva esploso diversi colpi di pistola all'indirizzo di 4 persone a bordo di un'auto. Grazie all'analisi dei filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza sul luogo e alle informazioni rese da testimoni, i militari sono dunque riusciti a risalire all'identità di questo presunto colpevole e a raccogliere indizi nei suoi confronti. L'uomo all'epoca dei fatti era peraltro sottoposto alla detenzione domiciliare. Anche a Catania, Caltanissetta, Messina e Palermo, tra le numerose province italiane, oggetto di un maxi blitz dei poliziotti che hanno controllato, soprattutto in aree di spaccio e della movida, 13.000 giovani, di cui 3.000 minori, perquisiti immobili, istituti scolastici e strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnate, nonché luoghi di aggregazione. Tra i reati contestati, furto, spaccio, rissa, detenzione illegale di armi. Il quartiere di San Cristoforo a Catania si punta alla riqualificazione. Ieri nuovo incontro a Palazzo dei Chierici dopo l'approvazione del cosiddetto decreto emergenze che stanzia fondi per alcune città italiane, tra le quali proprio Catania. Orazio Longo. Eccola in questa immagine la linea di finanziamento prevista dal decreto legge del 31 dicembre scorso che stanzia risorse per fronteggiare situazioni di particolare emergenza in alcune città, tra cui Catania, dove si punta alla riconversione del quartiere di San Cristoforo, con un piano straordinario di interventi infrastrutturali e progetti di riqualificazione sociale al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. Di questo si è tornato a parlare a Palazzo dei Chierici, un nuovo incontro generale di verifica e approfondimento delle proposte avanzate dagli attori istituzionali, del terzo settore e dalle organizzazioni sociali e di base, dagli istituti scolastici e dalle parrocchie. Per il sindaco Trantino si tratta di un cammino lungo ma che comincia, come tutti i cammini, con un primo passo. Il decreto San Cristoforo costituisce una opportunità di riqualificazione, non la definirei di rigenerazione perché stiamo parlando di una cifra che intanto è stata ridotta a 20 milioni e comprensiva di IVA significa una quindicina di milioni per l'esecuzione dei lavori da considerare. Quindi non possiamo certamente pensare di poter compiere chissà cosa rispetto a un fabbisogno che pur in una ipotesi minima l'abbiamo quantificato in almeno 300 milioni di euro. Se poi volessimo pensare a una rigenerazione dell'intero San Cristoforo non ci sarebbe da pianificare interventi per non meno di 1 miliardo, però non ci dobbiamo lamentare. Ora dobbiamo concentrarci sugli interventi sapendo che seppur non possono essere risolutivi comunque devono essere un importante segnale di ripresa per il quartiere. Un centinaio le proposte presentate, tra queste quelle che riguardano il miglioramento delle scuole di San Cristoforo e l'asse viario di via Playa come strada d'accesso principale dal centro storico al mare. I progetti saranno ora cerniti e presentati al commissario straordinario di governo. Il reddito di povertà in Sicilia. Ieri il via alle domande, requisiti e ISEE. Ecco cosa serve per avere il contributo una tantum per le famiglie in difficoltà. Simona Mazzone. Dopo soltanto 6 ore dall'avvio della piattaforma per richiedere il reddito di povertà, erano già oltre 1.500 le richieste presentate all'IRFIS. Ieri a mezzogiorno è partito il sistema in serata pervenute istanze in soldoni per circa 4 milioni e mezzo di euro, con una media di 3.000 euro a famiglia. Altre 5.000 sono le domande in bozza in attesa di essere inviate. Non si tratta di un click day, ma verrà stilata un'apposita graduatoria. C'è tempo fino al 15 aprile. Per
Per il presidente della regione siciliana Schifani si tratta di un grande successo, visto che in poche ore sono stati oltre 10.000 gli accessi. Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata. La selezione avverrà sulla base di criteri economici e sociali, dando priorità ai nuclei familiari con minori, persone in situazioni di disagio e famiglie monogenitoriali. Negli ultimi 2 anni sicuramente l'attività di IRFIS può dirsi connotata da questa attenzione al sociale, perché il governo siciliano ha deciso con la propria politica economica di sostenere l'economia e quindi lo sviluppo dell'economia siciliana, anche con un'attenzione particolare alle famiglie. C'è anche un'altra misura gestita dall'IRFIS e riguarda l'abbattimento degli interessi sui mutui per le medie e piccole imprese siciliane, per la quale il governo regionale ha stanziato 45 milioni di euro. Hanno già presentato richiesta 5.700 aziende per un ammontare di 46 milioni e mezzo di euro. Per questa misura c'è tempo fino al 4 marzo. L'Etna, tra alti e bassi, prosegue l'attività eruttiva iniziata lo scorso 8 febbraio che ha portato migliaia di turisti a visitare il vulcano, ma c'è sempre un monito all'attenzione proprio nei confronti dei curiosi e dei turisti, così è pericoloso. Molto spesso si tratta di persone male equipaggiate e ignare dei rischi. Sentiamo il servizio. La colata più a nord è attiva e si dirama in piccoli bracci di minore entità. Il fronte più avanzato invece si sovrappone a se stesso e si raffredda dopo pochi chilometri, mentre dal cratere di sud-est si sentono forti boati anche da lontano per le esplosioni che continuano incessanti. Non smette l'Etna di farsi notare con alti e bassi a distanza di 3 settimane dall'inizio dell'attività eruttiva, lo scorso 8 febbraio, dalla frattura che si è creata alla base della Boccanuova e che ha dato vita a uno spettacolo di fuoco e magma che continua ad attirare curiosi, giovani, vecchi, donne, bambini. Si può incontrare chiunque sui sentieri verso le zone di lava, una situazione che crea però preoccupazione tra gli esperti. Molto spesso infatti si tratta di turisti improvvisati, male equipaggiati, che si avvicinano troppo alle lingue di fuoco. E così, dopo le ordinanze inibitorie dei comuni etnei, la Guardia Forestale allerta a non muoversi incautamente e ad affidarsi a guide esperte. I vulcanologi dell'INGV di Catania continuano i rilievi sulle zone sommitali. Con un drone hanno realizzato un video da dove è possibile vedere come il campo lavico sia diventato complesso, ricco di fratture e con sovrapposizione di diverse unità di flusso. Lungo la colata la lava presenta bocche effimere da cui emerge incandescente dopo essersi ingrottata, ovvero dopo aver percorso un tratto del suo cammino all'interno di bracci estremamente raffreddati. Il punto di emissione lavica principale è variato di quota, spostandosi da 3.070 metri a 2.980. I flussi più estesi, che hanno superato i 4 km di lunghezza, hanno determinato l'estensione massima del campo lavico raggiungendo quota 1.840 metri. I ricercatori hanno realizzato dei modelli sull'avanzamento della colata e sulla stima della pericolosità tramite mappe che possono essere interrogate ogni volta che si apre una bocca eruttiva. Regolare si presenta invece l'attività dell'aeroporto di Catania. E a Catania è caos per il pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Molti contribuenti ricevono avvisi per bollette già pagate, mentre quelle in scadenza non sono ancora state recapitate. Tonino De Mana. Si scrive Tari, si legge caos, ed oltre ad essere un salasso per i contribuenti catanesi, rappresenta un vero e proprio incubo. In una città con la tassa sui rifiuti tra le più alte d'Italia, ma che affoga tra l'immondizia con microdiscariche in centro ed in periferia, suona come una beffa ricevere avvisi di pagamento datati nel tempo, costringendo i cittadini ad un calvario con destinazione finale Palazzo dei Chierici, rigorosamente vietato a taccuini e telecamere. Il clima di tensione è palpabile, anche noi siamo costretti a restare fuori. Poco male, perché basta stazionare davanti al portone per raccogliere le testimonianze dei contribuenti. È arrivata una notifica degli anni 2018-2019 per una sanzione di Tari non pagata. Non è assolutamente vero, perché fortunatamente posso attestare che ho tutti i bollettini pagati per quegli anni. Sono sempre, tra virgolette, rogne. E per fortuna che lei aveva conservato le bollette. Ah certo, i poverini, anzi io faccio un appello, ci vogliono ricevuto, carte parlano. Sono venuto da Varese apposta per spiegare questa pratica della Tari che mi è arrivata un'ingiunzione. C'è chi viene da Monaco di Baviera e quasi quasi maledice. Chi me l'ha fatto fare? No. Un altro mondo, non possiamo paragonare i servizi che ci sono lì e i servizi che ci sono. Innanzitutto pago io un terzo di quello che pago qua. E i servizi sono fantastici, formidabili.
Oltre al danno la beffa, il 16 marzo incombe la scadenza della prima rata, ma gli avvisi cartacei non sono ancora arrivati. Chiarisce tutto l'assessore al bilancio Marletta. Il 16 marzo è un termine ordinatorio non perentorio, cioè non c'è nessuna sanzione se viene pagata dopo. Il catanese che non riceve il bollettino può o attraverso il sito del comune arrivare nella finestra dei tributi oppure attraverso l'app Catania Semplice e verificare la propria posizione. Il servizio di riscossione Tari è stato affidato dal comune a Municipia SPA. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, a Messina scoppia il caso arsenico, il veleno trovato nel terreno di Risulta dagli scavi del raddoppio ferroviario che è stato depositato nella zona sud. Protestano i residenti, il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ha chiesto chiarezza. Sentiamo Francesco Triolo. Il caso arsenico si sposta a Messina. Dopo le denunce dei sindaci della Riviera Ionica, il materiale di scavo del raddoppio ferroviario Ciampilieri-Fiumefreddo è stato spostato in un'area di Contesse, zona sud del capoluogo. Ed ecco che sono scoppiate anche qui le polemiche. 20.000 metri quadrati rispetto ad una superficie totale di circa 60.000 sono stati posti sotto sequestro dalla Procura a fine gennaio. Il Consorzio non ha dato le giuste informazioni. Quello che ho sempre rimproverato al Consorzio è la mancanza di informazione. Loro erano a conoscenza già da qualche settimana, se non da qualche mese. Perché non dare le informazioni e noi dobbiamo leggere le notizie sugli organi di stampa che parlano di siti sequestrati senza entrare nello specifico? In Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria ed urgente, anche il Consorzio WeBuild Pizzarotti, che ha ammesso come i livelli di arsenico sono tali da non poter più considerare quei materiali di scavo un sottoprodotto da riutilizzare altrove, ma secondo loro non rappresentano una minaccia per la popolazione. Non la pensano così gli abitanti della zona, che nei giorni scorsi hanno avviato una raccolta firme e che si sono presentati in aula. Questa la testimonianza di una residente. Le terre sono scoperte, non sono coperte. Quando piove e queste terre vengono bagnate, l'acqua passa attraverso le canalette di scola e arriva nel mio giardino. Ecco perché adesso capisco le piante che mi stanno morendo. Uno. Secondo, la biancheria distesa, tutte le polveri vanno sulla biancheria, noi siamo soggetti allergici. Possiamo stare tranquilli? Qua il Consorzio non ci ha dato dei chiarimenti, ha detto che non c'è pericolo, ma 100% di arsenico non c'è pericolo nella respirazione. Il rilevamento sui livelli di arsenico spetta all'ARPA, ma intanto in Consiglio Comunale si è parlato di un possibile stop ai lavori, soprattutto perché con l'avvio della trivellazione con la talpa Giampilieri aumenterebbe il materiale di risulta nell'area e anche il passaggio dei mezzi pesanti, circa 300 al giorno in una zona servita da una piccolissima strada. Andiamo alle agenzie. A Comiso una donna è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco dopo un principio di incendio in una abitazione di via San Biagio. L'incendio si sarebbe sviluppato a causa del cattivo funzionamento di un condizionatore. I vigili del fuoco hanno evacuato l'appartamento, circoscritto le fiamme, i danni sono di lieve entità. A Siracusa si punta a incentivare la corretta raccolta differenziata. Fino ad ora la percentuale di chi la fa è al 50%, ma il Comune sta avviando una fase sperimentale della tariffazione puntuale della Tari. Ma sentiamo e cerchiamo di capirne di più con Francesco Aloi. Un siracusano su due fa la raccolta differenziata, troppo poco se si considera che la percentuale minima deve essere del 65%. Così l'amministrazione ha pensato ad un nuovo stimolo per incentivare a differenziare, la tariffazione puntuale della Tari. La tariffa puntuale è l'ultimo miglio, quello che nelle altre città è stata funzionale e ha servito per superare la soglia del 50% di raccolta differenziata. Con questo sistema tutti dovrebbero differenziare. Ebbene, almeno si spera. Meno rifiuti indifferenziati, più risparmio sulla Tari. Ma di fatto si tratta di un sistema che, quando verrà reso effettivo, consentirà, attraverso il monitoraggio della quantità di indifferenziato prodotto, valuterà quale è la tariffa da applicare alle varie famiglie. Di fatto il cittadino
paga sulla base di quello che conferisce. 1150 le famiglie che potranno partecipare alla fase sperimentale, che durerà 3 mesi, 90 giorni per modellare al meglio il sistema. L'obiettivo naturalmente è quello di estenderlo poi a tutta la città. Avviare la tariffazione puntuale su tutta la città per alzare i livelli di raccolta differenziata. Intanto in diverse zone della città ci sono cumuli di rifiuti. Di chi è la colpa? Dei soliti noti, i famosi sporcaccioni. Adesso c'è un'altra pausa, poi torniamo con il calcio. Siamo al calcio, il pareggio di Altamura alimenta tensioni in casa Catania, il vicepresidente Grella chiede spiegazioni e tutti finiscono nel vortice delle polemiche. Il servizio. Un pareggio e 1000 polemiche. L'1-1 di Altamura alimenta tensioni in casa Catania, che colleziona il secondo pareggio di fila che di fatto rallenta la corsa verso i play-off, a questo punto obiettivo minimo stagionale. È un fiume in piena il vicepresidente Grella che, oltre a prendersela per le sviste arbitrali, punta il dito contro i numerosi infortuni di carattere muscolare, chiedendo spiegazioni al tecnico, ai medici e agli addetti al recupero dei cosiddetti acciaccati. È iniziata una settimana ad alta tensione, con colloqui dentro e fuori dal campo, con il Catania che domenica al Massimino è chiamato ad un'altra prova del 9. Avversario di turno il Foggia, una squadra di blasone che vivacchia tra play-out e play-off. Non sono certi pugliesi a far paura, ma le assenze, che potrebbero essere 11, praticamente una squadra intera con defezioni in tutti i reparti. Alla lunga lista degli infortunati si aggiungerà Stoppa, espulso ad Altamura e quindi sotto squalifica. In questo senso Toscano dovrà lavorare molto ed inventarsi qualcosa, magari attingendo dalla primavera. A Messina tenere banco è la situazione societaria. Alla convocazione del sindaco ha risposto la AAD Invest, la società lussemburghese che ha deciso comunque di continuare in attesa di fondi. Francesco Triolo. Rispetto a una documentazione bancaria che sta sbloccando questi fondi e quindi ci sarebbero queste disponibilità economiche per continuare, diciamo, questa cessione, e la notizia che io vi devo dare è che la DD Investment ha intenzione di continuare a portare avanti questo progetto. E il sindaco Federico Basile a dare ai tifosi del Messina quella notizia alla quale erano appesi da giorni. Lo fa al termine dell'incontro che aveva convocato nello studio del notaio Silverio Magno insieme ai rappresentanti della AAD Invest e della famiglia Sciotto per capire lo stato della situazione della società. Dal notaio si presenta solo il presidente Stefano Laimo per conto della fiduciaria lussemburghese. La percezione che ho avuto, al di là della buona notizia, è che si è presentata la società spiegando il problema che ha avuto. Probabilmente avrebbe dovuto fare bene a comunicarlo alla città in maniera diversa, e questo è stato detto. Ritengo che, da quello che mi è stato detto, in settimana dovrebbero sbloccare le somme che servono a continuare l'investimento. Subito dopo a seguire esce il presidente del Messina, Laimo. Ecco le sue prime parole dopo giorni, dopo il mancato pagamento dei contributi che porteranno ad una sicura penalizzazione. Noi venerdì sera ci hanno sbloccato il fondo finalmente che ci avevano bloccato, quindi tutto è in mano al notaio, perché abbiamo mandato tutto al notaio, anche per rassicurare Sciotto che il pagamento che gli dobbiamo sarebbe avvenuto in tempi brevi. Ora Dudusise da ieri va in banca ogni giorno per fare in modo che questi fondi che sono stati sbloccati possano essere accreditati sul conto di AD. Era l'ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 14, vi lascio adesso con la rassegna stampa curata dalla collega Lorena Dolci, a tutti una buona giornata.